primo giovedì della parola del 2021. Lo stiamo mandando in onda da un luogo molto particolare del Collegio Barbarigo, che è l'aula di musica, il luogo più caro alla memoria di Don Floriano. Tutti quanti sappiamo che Don Floriano ha concluso il suo lungo cammino in mezzo a noi ieri, nella solennità dell'Epifania, lasciandoci con tanta mestizia nel cuore, perché già pensavamo di festeggiare il suo 100° compleanno lunedì prossimo. Lo faremo comunque, affidandolo al Signore nella messa di ringraziamento e di suffragio che celebreremo insieme al Vescovo Claudio e a tutta la Chiesa diocesana in cattedrale. Certamente però si sente la mancanza di Don Floriano, che anche se da alcuni anni non abitava più fisicamente qui in Barbarigo, tuttavia è sempre stato presente, perché tutto qui in Barbarigo parla di lui. Infatti, la sua storia personale e la storia dell'istituto si sono intrecciate, a partire forse dalla fondazione e dalla nascita. Il Barbarigo fondato nel 1919, Don Floriano venuto alla luce nel 1921. E poi i suoi 71 anni vissuti qui, al servizio di generazioni di ragazzi che si sono succedute, a sostegno di tanti colleghi insegnanti che hanno trovato in lui un punto di riferimento. Soprattutto di Don Floriano verrà ricordato il suo grande amore per la musica e i numerosi strumenti che qui sono conservati, da lui voluti e donati alla scuola del Barbarigo, sono proprio la testimonianza più viva del suo amore per la bellezza, per l'arte e per la musica, che continua attraverso tante esperienze che vivono nel Barbarigo. Vorrei ricordare però un altro tratto della personalità di Don Floriano, quello della fedeltà. Fedeltà ai suoi compiti, fedeltà alle sue promesse, fedeltà ai valori che sentiva profondamente radicati dentro di lui. Soltanto un'immagine per ricordare tutto questo. Dopo che nel 2003 Don Floriano era stato nominato canonico effettivo del capitolo della cattedrale di Padova, ogni giorno, immancabilmente, lui ha preso parte alla preghiera corale in cattedrale e ogni mattina alle 8 in punto attraversava via Seminario e via Barbarigo per recarsi in cattedrale, per pregare per tutta la diocesi. Don Floriano, forse un po' burbero e spigoloso nei suoi apparenti modi di fare e nel suo modo di porsi agli altri, nascondeva un cuore grande e pieno di generosità. È per questo che lo vogliamo ricordare con tanta gratitudine al Signore, come famiglia del Barbarigo, come Chiesa diocesana. E davvero, in questi primi giorni dell'anno, chiediamo a Don Floriano di custodire anche i desideri, i sogni e le speranze che coltiviamo per questo nuovo anno che si è aperto. Grazie Don Floriano, grazie a te Signore di avercelo donato come maestro e accompagnatore.